Si prova per un'altra volta, l'autostart che si muove, 1 Earthquake, 2 Stensenib, 3 Kanako P, 4 Evacant F, 5 Unplane B, 6 Ermanno Jet, 7 Dylan Chris, 8 Erika Cass, 9 Eastwood B, 10 Elizabeth Queen. Lo start che inizia a prendere velocità, si prepara al lancio, parte, veloce Kanaka OP, al suo esterno Evacant F in mezzo alla pista, Unplane B, si imbocca la prima curva con Evacant F che va a chiedere strada a Kanaka OP, prova a passare, si sistema in corda Unplane B avanti ad Earthquake, poi Stensenib, rimane al largo Elizabeth Queen che riprende in mano per mettersi ultima visto che era rimasta in terza ruota scoperta. C'è 14,6 per i primi 200 metri di corsa con Evacant F al comando nei confronti di Kanaka P che segue seconda, Unplane B terza, di fuori Stensenib, 400 metri in 30, in seconda pariglia c'è Eastwood B che precede il resto del gruppo con Elizabeth Queen che alla fine ha preso una terza pariglia avanti ad Erika Cass che è in coda, poi anche Ermanno Jet. 600 metri in 46,5 con Evacant F che prosegue in vantaggio nei confronti di Kanako P in seconda posizione. Eastwood B muove al largo, aggira Stensenib, si porta in scia Elizabeth Queen, 800 metri in 1,17 per la battistrada Evacant F che prosegue da leader, Eastwood B arriva al suo esterno, Elizabeth Queen passa terza, poi c'è ancora Unplane B ed Ermanno Jet, chilometro in 1,16,1, c'è stata una frazione in 14,4 per la curva di destra, Evacant F ed Eastwood B si staccano in lotta avanti ad Elizabeth Queen che prova a non perderli di vista. La retta opposta alle tribune con Evacant F che fa una frazione ancora in 14,2, 28,6 a palo lontano. Evacant F ha una di margine nei confronti di Eastwood B che ricarica le pile nella sua scia, poi Elizabeth Queen si avvicina Earthquake ai primi a 200 dal palo, Evacant F è in vantaggio, Eastwood B che prova a tornare al suo esterno, poi Elizabeth Queen è in vantaggio, Evacant F ci prova Eastwood B, insiste Eastwood B che attacca Evacant F, Eastwood B che passa e viene a vincere nei confronti di Evacant F, poi al terzo Elizabeth Queen, 30,5 ad arrivare, 1,15,1 ragguaglio cronometrico. Per il successo di Eastwood B, il doppio in serata di Riccardo Pezzatini, che è allenatore e guidatore proprietario del figlio di Man of Many Mission, che si viene ad imporre in percorso esterno. Cioè 28,6 il penultimo quarto, 30,5 l'ultimo. Eastwood B domina Evacant F, al terzo Elizabeth Queen.